Due moldavi di 40 e 38 anni, entrambi residenti a Padova, sono stati arrestati domenica dalla polizia per clonazione ed utilizzo di tessere bancomat. I due stranieri, fermati per un normale controllo, sono stati trovati in possesso di 50 tessere clonate con tanto di PIN scritto a penna, 5.200 euro in contanti e tutta l'apparecchiatura per trafugare i codici dei postamat, gli unici sportelli che finora la banda avrebbe assaltato. Rinvenuto all'interno dell'auto degli stranieri un lettore di tessere skimmer, una microcamera per riprendere la tastiera e poter avere così a disposizione i codici PIN degli utenti, una piccola memoria SIM in cui immagazzinare i dati e gli attrezzi per effettuare le installazioni. Ad essere colpiti sarebbero solamente gli sportelli di Poste Italiane. In un foglio che è stato sequestrato ai due uomini c'erano ben 7 indirizzi di postamat del Trevigiano, altri 2 a Mogliano ed 1 a Zelarino. Può essere considerato il covo di questa banda. Si tratta di un appartamento sito a Padova, dove abbiamo rinvenuto tra l'altro un elenco in cui erano indicati delle filiali Banco Posta che presumibilmente poi dovevano essere quelle oggetto di attenzione da parte loro, dove venivano collocate queste strumentazioni definite skimmer per captare i codici. Allora, noi ne abbiamo contati 10 sulla base della documentazione che abbiamo trovato addosso ai due soggetti. Dall'elenco invece rinvenuto a Padova ne erano altrettante almeno su un foglio di carta trovato nell'appartamento di Padova. Erano tutti, come ha detto lei, della filiera delle poste, quindi non erano sportelli di altri istituti di credito, erano delle poste. Allora, l'attività, come ho detto, è un'attività di ieri, stiamo facendo degli ulteriori accertamenti, le indagini proseguiranno. Di quello che insomma risulta, da quello che risulta così di primo acchito è che sono sportelli in cui non erano presenti strumenti di videosorveglianza esterna e probabilmente sarà stato quello il motivo per cui si sono rivolti hanno rivolto la loro attenzione verso questo tipo di sportelli.